troviamo allo Stadio Friuli a Udine, nel cuore del Friuli Venezia Giulia. E il motivo per cui siamo venuti è il campionato italiano del gusto, una sfida fra le città che si contendono non solo il match calcistico ma anche quello gastronomico. Le due squadre che si contendono il titolo di quest'oggi sono il Torino e l'Udinese e ovviamente a noi il compito di scoprire quali sono le formazioni ma soprattutto chi vince questa competizione che è gastronomica ma anche turistica. Iniziamo con la squadra ospite, con la storica formazione del Football Club Torino e siamo con Federico Allegri del Mago Rabin. Mago Rabin Torino, sì. Ciao. Federico, che formazione presenti quest'oggi? Oggi presentiamo un coniglio cotto a bassa temperatura e poi reso cremoso e poi dopo spadellato, quindi fa la crosticina fuori e dentro rimane perfettamente una crema. Comunque il coniglio è un piatto del territorio, poi noi lo abbiniamo con delle nocciole, delle insalatine, l'olio di nocciola, andiamo sempre a richiamare quello che è la nostra filosofia di cucina, però fatto con tecniche moderne. Federico, grazie mille, in bocca al lupo e vado a vedere invece l'altra formazione. Ciao! Per la mitica formazione invece udinese abbiamo Daniele Cortiula dell'antica trattoria Le Viole Gradisca di Sonzo. Allora Daniele, che formazione presenti tu invece? Allora oggi formazione del territorio, rosa di Gorizia marinata, e 1000 foglie di patate e baccalà. La rosa di Gorizia è stata marinata con acqua, aceto, aromi del vino bianco per rimanere in territorio. Le patate siamo venuti a Udine a prenderle, quindi siamo andati a Godia per rimanere vicini all'udinese proprio al 100%. Il baccalà mantecato semplicemente, cotto a vapore, una cottura un po' diversa, un po' più leggera, mantecato con olio extravergine del Collio, quindi siamo in territorio anche qua, aromatizzato con della buccia d'arancia per renderlo un po' più fresco. Abbiamo concluso il piatto con una riduzione di aceto balsamico, una bagnatina di olio extravergine d'oliva. Daniele, grazie, vado del coach. Ciao, grazie. Come abitualmente si fa da queste parti a Udine si gioca anche di fair play e infatti Eddie Somariva fra le veci del coach del Torino, perché in effetti accogliamo sempre gli ospiti alla grande, vero Eddie? Alla grande, per me è un onore fare il coach del Torino, una città tra l'altro che amo molto, una regione che apprezzo particolarmente, ho molti amici, in particolare oltre che Torino nel Cuneese, e quindi per me è un onore fare il coach di questa bella squadra giovane. Credo che sia una bella squadra quella del Torino, con un bello schema di gioco e io spero che faccia rinverdire, ecco, non sul campo per la verità, ma in cucina gli allori del passato. Lo chef è molto giovane, è di un locale prestigioso di Torino, io credo che ci farà sognare. Coach dell'Udinese invece il presidente FIPE regionale Sergio Lucchetta. Sergio, allora ovviamente la formazione ma soprattutto i colori che vedo nel piatto e anche nel gioco dell'Udinese. Sì, continua questo campionato del gusto, questa volta parliamo di Gorizia attraverso i prodotti che andremo a vedere dal punto di vista turistico. Il Coglio Goriziano, il Castello di Spessa, il Castello di Gorizia stesso. Non dimentichiamoci che Gorizia è stata l'ultima città europea dove è caduto un muro, quindi città mitteleuropea, città adesso aperta, città dove si trovano molte cucine, molte culture di tutte le nazioni che sono passate per Gorizia. Chi non conosce i vigneti e i vini relativi del Coglio Goriziano, le aziende importanti che ci sono sul Coglio Goriziano, i vini bianchi friulani sono conosciuti nel mondo, direi, anche per i vini bianchi del Coglio Goriziano. Questo è sicuramente un piatto d'attacco, dove addirittura per fare una similitudine col calcio, come si diceva una volta, qui sta giocando un oriundo che è il baccalà. Bene, Sergio, a questo punto avete visto, entrambi i piatti sono veramente molto belli, accattivanti, invitanti, non ci resta che vedere adesso chi invece vincerà la partita. Arbitro straordinario di questa partita, un grande testimone della TV, Bruno Pizzol. Ti ha dato l'arbitrio di questa competizione che poi ha visto vincitrice l'Udinese, insomma. Due piatti molto interessanti, però credo che al di là di quella che è la qualità dei piatti presentati oggi, questa iniziativa che vede il campionato enogastronomico d'Italia abbinato a quello di calcio sia particolarmente significativa. Oggi cucina friulana contro cucina piemontese, ha vinto con strettissimo margine la friulana,
però è una cosa molto bella perché cementa poi il piacere di stare assieme in occasione anche di una partita di calcio. Bruno, io ti ringrazio, Fabrizio Nonis vi dà appuntamento come sempre qui dallo Stadio Friuli alla prossima puntata. Ciao! E io magari spero di esserci anche la prossima volta. Mandi!